Ringraziamo i giornalisti che sono venuti oggi e facciamo una valutazione generale di questa maratona, possiamo chiamarla così perché è stata una maratona rispetto all'approvazione di questa delibera. Questa delibera è una delibera, un piano di recupero ad iniziativa pubblica, giuridicamente parlando, quindi stiamo parlando, buongiorno, ciao, grazie a tutti. E stiamo parlando di uno strumento urbanistico, una variante che si inserisce nel piano degli interventi. E ricordiamo anche, perché questo sarà oggetto ovviamente delle future osservazioni che il Comitato si riserva di fare successivamente alla delibera, abbiamo un termine per presentare le osservazioni e ovviamente lo faremo. Nel frattempo siamo riusciti con una staffetta dei nostri attivisti a presenziare a tutte le sedute sia delle commissioni sia dei consigli di municipalità e anche del consiglio comunale in maniera anche molto difficoltosa, visto anche le novità che si sono inserite politiche rispetto a questa approvazione. E per i giornalisti che comunque ci conoscono un po', diciamo che comunque il Comitato Ex Umberto I da 5 anni, cioè da quando c'è stata l'acquisizione del gruppo Ali a seguito dell'asta fallimentare della prima società DNG SRL, ha sempre cercato di fare proposte, convegni e approfondimenti sull'area dell'ex Umberto I, che è un'area complessa, il cui recupero è un compendio che ha diversi elementi storici, elementi naturali, perché abbiamo il Marzenego e anche i padiglioni storici con le loro funzioni di servizi pubblici. Ricordiamoci che il PAT, il piano di assetto del territorio, qualifica i padiglioni storici come elementi invarianti, cioè che probabilmente nemmeno legittimamente questa variante può modificare, e di questo ci riserviamo naturalmente in un secondo momento di fare le valutazioni. Diciamo subito che il comitato non è mai stato quello del no, è sempre stato quello di richiesta di sì, perché noi riteniamo che quell'area, zona di degrado in pieno centro della città, doveva essere recuperata dalla pubblica amministrazione. L'inerzia non è stata del comitato, il comitato anzi ha cercato di provocare nella cittadinanza una riflessione, e questa riflessione è stata fatta, è stata approfondita e anche l'amministrazione ha dovuto tenerne conto, e anche il privato ha sempre cercato comunque, anche se non ha mai interloquito direttamente con noi, di rispondere a quello che noi dicevamo. Quindi noi abbiamo fatto in questi 5 anni una fase propositiva di discussione per la città, non abbiamo mai messo i bastoni fra le ruote. Se abbiamo avuto 16 anni di buco, questa è stata un'inerzia dei privati e un'inerzia della pubblica amministrazione, non del comitato. Noi siamo contenti che ci sia un'idea di recupero, questo lo dobbiamo chiarire subito. Qual è il problema? In questi 5 anni però l'interlocuzione della pubblica amministrazione, di questa amministrazione, è stata esclusivamente appiattita con interlocuzioni privati, quindi anche le discussioni sono state privatizzate, nel senso che l'amministrazione pubblica ha dialogato direttamente con Canella, con cui hanno insieme elaborato una linea di massima, che è quella che ci viene presentata oggi. Il progetto non è ancora in fase di approvazione, perché ci sono, come sapete, delle cose molto indefinite, tipo la posizione delle torri. Lo stesso De Martin ha riconosciuto che la posizione delle torri poteva essere modificata per delle criticità, quindi c'è stata sicuramente una fretta nell'approvare questa variante che è sotto gli occhi di tutti, tirando anche sui regolamenti e sulla possibilità per i cittadini di interloquire. Sono state fatte delle commissioni congiunte tra municipalità e comune, quindi cercando di unificare delle discussioni che avrebbero comunque dovuto essere separate, e questo certifica purtroppo anche l'inutilità del Consiglio di Municipalità, di cui abbiamo avuto testimonianza ieri, di cui parlerà Michele Boatto, che diventa un ente certificatore semplicemente della volontà della maggioranza.
E abbiamo avuto delle convocazioni di 3 giorni dei consigli di municipalità comprendenti il sabato e la domenica, e soprattutto, mi dispiace dirlo, abbiamo avuto una discussione in consiglio comunale che si è ridotta ad una semplice votazione senza nessun tipo di discussione di un progetto così complesso. Quindi c'è stata una forzatura molto forte sia rispetto alle procedure di legge, sia anche alla interlocuzione con i cittadini, che tutte le volte in cui hanno partecipato sono stati tollerati e a volte anche zittiti, perché i tempi che i cittadini avevano a disposizione per legge sono stati compressi anche quelli. Quindi tutta questa forzatura si inserisce in una pianificazione che teoricamente, secondo la legge, dovrebbe avere 2 finalità: il recupero del patrimonio edilizio esistente e l'adeguamento delle urbanizzazioni. Quindi ci sono degli elementi di interesse pubblico e ci sono degli elementi di interesse privato. Noi questo lo riconosciamo, certamente non vogliamo andare contro il privato, ma questi elementi di interesse privato dovevano inserirsi in una pianificazione di interesse pubblico, perché stiamo parlando di piano di recupero. A noi sembra che questa, più che un piano di recupero di iniziativa pubblica, sia un piano di recupero di iniziativa privata. Lo diciamo perché la sintesi delle criticità, che sia procedurali ma anche di merito, sono queste: perché gli interessi pubblici in gioco sono stati tutti diminuiti o compressi, a cominciare dal fatto che il padiglione De Zottis viene abbattuto, e viene abbattuto 2 volte, nel suo significato storico identitario, che è stato riconosciuto da molti storici e urbanisti per la città di Mestre, perché tutto il complesso dell'ex ospedale novecentesco fa parte di una storia importante della città di Mestre, del primo del Novecento, in cui la città ha avuto uno sviluppo demografico importante e ha avuto la possibilità di diventare una città con i suoi propri servizi, perché l'ospedale prima era solo quello civile di Venezia. L'ospedale ex Umberto I, inaugurato nel 1906 e demolito nel 2008, ha avuto un secolo di storia, che ha attraversato 2 guerre mondiali e tutte le vicissitudini della nostra città, e quindi ha un significato storico identitario sia per quanto riguarda la vita della città di Mestre, ma anche per l'architettura, in particolare il padiglione De Zottis, perché è un esempio di architettura sanitaria avanzata per l'epoca, in cui era un sanatorio per la tubercolosi, e anche la tubercolosi era significativa della storia sanitaria, sia italiana, ma che della città di Mestre in particolare. Tutti i padiglioni hanno un significato e si ricollegano anche alla storia delle famiglie cittadine che hanno contribuito con i loro contributi. Ricordiamo che il comune di Mestre, perché è stato il comune di Mestre a edificare il vecchio ospedale, aveva stanziato una somma insufficiente di 30.000 lire, e i privati, benefattori della città, hanno i nomi sui padiglioni. Il padiglione Cecchini era intitolato a Cesare Cecchini, che oltre a essere un mecenate della nostra città molto conosciuta di Mestre, era anche il sindaco di Chirignago, e sindaco di Chirignago significava dare dei servizi di mandamento per tutta la città. Quindi questa cosa ha un significato storico particolare. Un altro significato storico importante è che il Castelvecchio, di cui questo progetto prende semplicemente il nome come un'etichetta, è il primo insediamento della nostra città e è molto risalente nel tempo. Gli storici hanno approfondito questa cosa. Sotto il terreno dell'ex Umberto I ci potrebbero essere le antiche mura del castello, e anche questa è una cosa che noi faremo rilevare anche dal punto di vista esecutivo, perché dovremo cercare di fare in modo che tutte le rilevazioni possibili, tipo il georadar, vengano adoperate per verificare che le tracce del vecchio castello vengano riconosciute dal punto di vista archeologico. Il fiume Marzenego ha uno snodo importantissimo per la città di Mestre. Non c'è nessun inserimento nella pianificazione, quindi altro che adeguamento delle urbanizzazioni.
amministrazioni. Questa amministrazione ha approvato il piano diciamo del parco del Marzenego, e questa è una pianificazione che per il momento si è risolta in crediti edilizi, cioè dove per legge i privati non potevano costruire, gli si sono dati dei crediti per costruire da un'altra parte, quindi il cemento si è moltiplicato. Che cosa abbiamo al posto del bene pubblico De Zottis che viene demolito? Dei parcheggi a raso. Come si inserisce nel piano urbano della mobilità sostenibile, il cui povero assessore adesso non è disponibile per poter interloquire, come si inserisce nel piano urbano della mobilità sostenibile, che dice che inserire nuovi parcheggi a raso all'interno del centro della città non è certo un obiettivo di sostenibilità? Anche questo non è stato spiegato. Tra l'altro questi parcheggi a raso sono proprio nella riva del fiume, e questo è un altro danno, diciamo, dal punto di vista ecologico e anche ambientale della zona umida. Abbiamo la rinuncia, e quindi anche qui una diminuzione dell'interesse pubblico, alle quote ERP, quindi le torri che verranno costruite non avranno quel 10% di edilizia convenzionata che servirebbe alla residenzialità in un momento in cui Mestre sta perdendo abitanti. Abbiamo una totale assenza di valorizzazione storica, perché i vecchi, la casetta delle suore che contiene i reperti storici che sono stati riconosciuti da Vladimiro Dorigo e che ben conosciamo, sono nascosti e hanno solo funzione religiosa, e quindi non capiamo come possono essere valorizzati. Ci propongono il Museo del Giocattolo, una cosa che noi potrebbe andare benissimo anche inserita in una funzione museale, però abbiamo un Pozzan, per esempio, che invece di appunto avere le sue funzioni pubbliche come ci dice il PAT, viene dato ad attività commerciali, diventa un ristorante, quindi viene ceduto ai privati. Tutte queste diminuzioni degli interessi pubblici, che naturalmente noi ci riserveremo nel dettaglio di specificare, e anche per quanto riguarda la viabilità, non tengono assolutamente conto di nessun tipo di adeguamento di urbanizzazione. Non si capisce bene come viene inserita l'urbanizzazione di via Antonio da Mestre, che diventa il retro di un supermercato, e invece dovrebbe diventare la direttrice urbanistica storica dalla stazione SFMR fino al centro della città. Non c'è nessun inserimento nelle zone strategiche della città. Via Circonvallazione, questo ce lo spiegherà benissimo anche Carlo Giacomini, che ringraziamo, che ha partecipato alla staffetta. Via Circonvallazione viene inserita una nuova rotatoria che impedirà un futuro urbanistico e di viabilità di quella città. Anche ad esempio nel futuro si potrebbe inserire la linea del tram, e invece noi sappiamo che la rotatoria è un ostacolo sia alla viabilità pedonale sia anche alla ideazione di nuove, quindi non c'è assolutamente né adeguamento delle urbanizzazioni e né recupero del patrimonio edilizio esistente. Quali sono i benefici pubblici di questa pianificazione? Nessuno, se non il beneficio pubblico che noi riconosciamo del fatto che ci possa essere una valorizzazione del privato. Anche questo si inserisce, ma si inserisce in una pianificazione che deve avere una giustificazione di beneficio pubblico. Qui tutti i benefici sono compressi o eliminati a favore del privato, in un momento in cui la credibilità di questa amministrazione è quantomeno dubbia, e in cui si stanno valutando proprio in questi giorni la sovrapponibilità dell'interesse di questa amministrazione con quella dei privati, che tra l'altro questi privati non sono neanche dei privati casuali, ma sono quelli che hanno direttamente e strettamente degli interessi economici, diciamo così, con il sindaco. Ci ricordiamo appunto che Ali è uno degli sponsor Manareie. Non è un reato, noi non accusiamo nessuno, ma in un momento di dubbia credibilità e di attenzione proprio sul fatto che questa amministrazione ha bisogno di dimostrare
di continuare a fare l'interesse pubblico in 10 giorni estivi, comprimendo il dibattito con i cittadini e comprimendo l'interesse pubblico, io credo che una valutazione di opportunità avrebbe potuto essere stata fatta, di fermarci un attimo e di ricominciare a riflettere proprio alla luce anche degli ultimi eventi. Invece si è voluto forzare la situazione. Noi abbiamo fatto tutta una serie di proposte durante questa maratona veloce e l'ultima è successa a tappa ieri pomeriggio, ieri sera, a dimostrazione della incapacità di capire, solo di capire da parte della maggioranza la possibilità di migliorare questa proposta. Ieri è stata convocata la municipalità di Mestre per la terza volta. Parliamo di questa municipalità un attimo. La prima volta è stata convocata ma non è stata iniziata la seduta, per cui non poteva essere conteggiata. È stata riconvocata come se dovesse avere il giorno dopo una maggioranza inferiore, ma non era vero perché era la prima volta e quindi anche quella volta è andata, e questo è il circo Barnum che si chiama municipalità di Mestre, un vero circo Barnum. Poi è stata riconvocata per la terza volta, seconda formalmente, ieri sera. Due problemi. Primo problema, il Consiglio Comunale ha votato in assenza di un parere obbligatorio. Ci è stato ricordato prima che una giunta comunale in passato è caduta proprio su questo. La giunta Bergamo, solo su questo è caduta perché non era stato fatto la delibera nei termini giusti, cioè con i pareri dei quartieri allora. Primo punto. Secondo punto, comunque la municipalità poteva esprimere un parere e dimostrare la sua capacità di intendere e di volere. Non lo ha dimostrato. Abbiamo proposto una serie di cose semplicissime. Primo, che i parcheggi siano sotterranei. Voto della municipalità 13 contro, noi 7 a favore. Seconda proposta, che venga spostato i 3 edifici lato via circonvallazione, in maniera da mantenere dietro una quantità di parco enorme, quella che può esserci. Voto 13 contro della municipalità. Abbiamo chiesto che ci sia un collegamento fra i parcheggi sotterranei con via Einaudi e non con via circonvallazione, che diventerebbe ancora più un disastro con il voto contrario. Abbiamo chiesto emendamenti che non venga demolito il De Zottis. Risata. Voto contrario con risata però. Con risata. Quarto, ultimo, abbiamo chiesto che sia mantenuto tutto l'argine sud e tutto del Marzenego verde a Parco del Marzenego. De Martin, l'ineffabile De Martin, dichiara che c'è una pista ciclabile che andando a vedere i disegni non risulta, ma ci sarà. Una pista ciclabile si fa su 2 metri, si tratta invece di fare una cosa da 200 metri, non da 2 metri. Tutto questo con i voti contrari della municipalità, a dimostrazione, se non c'era bisogno, ma ce n'è bisogno, che questo tipo di maggioranza, la brutta parola perché maggioranza sembra una cosa positiva, invece è uno squallore, questo tipo di maggioranza non ha la capacità neppure di interloquire con i privati, cioè con quelli che decidono che cosa fare. Ricordiamoci la risposta di De Martin all'inizio, quando abbiamo detto e della Mar, dell'assessora Mar, ma perché non lo comprate voi per 26 milioni? No, noi non dobbiamo spendere una lira, sono i privati che devono fare tutto, noi dobbiamo solo facilitare i privati, questo è il bene comune, no? Si chiama così, facilitare i privati. Abbiamo detto alla municipalità, voi state tenendo in piedi, cercate di tenere in piedi un castello che sta crollando, però ci ricorderemo di voi, perché quando cercheranno di abbattere il De Zottis e troveranno qualcuno come me lì a impedirglielo, quando noi chiameremo nome e per cognome questi signori consiglieri del Consiglio Comunale e della municipalità, più grave ancora perché era un voto gratuito,
un voto che poteva essere fatto solo come dichiarazione di volontà, tanto comunque il Consiglio Comunale aveva già votato. Noi li chiameremo per nome uno a uno a rispondere alla cittadinanza. Sì, io volevo ritornare un attimo su questa natura del piano pubblico, che di fatto rinnova totalmente il piano vigente, se ne presenta come variante, ma in realtà ridetermina con totale libertà tutti i suoi contenuti, rinnovando tutte le procedure, tutto il suo iter amministrativo, tutte le sue valutazioni, quindi aveva totalmente le mani libere, salvo ovviamente da rispettare il piano regolatore sovraordinato, ma di per sé sostituisce totalmente il piano, tra l'altro con un proprietario diverso dal precedente, con un'amministrazione diversa dal precedente, quindi non c'era nessun legame, nemmeno come dire ideale politico, a cui doversi dichiarare vincolati. È un piano di iniziativa pubblica che ha aspettato anni che il privato facesse le sue proposte, e questa è già una distorsione, perché l'iniziativa pubblica è iniziativa pubblica, no? Inizia il pubblico, cioè la dice la parola stessa, e qua invece ha aspettato che iniziasse il privato a dichiarare le sue scelte, ma fin qui niente compromesso, diciamo. Poteva perlomeno l'amministrazione pubblica sforzarsi contemporaneamente, aspettando anni. Quanti anni ha aspettato? 5 anni di attesa che il privato formulasse le sue proposte privatamente, in modo informale, perché non contemplata da nessuna procedura. Pazienza, almeno contemporaneamente prepara le tue indicazioni, le tue elaborazioni, le tue finalità, le aspirazioni, anche fossero solo vaghe. Niente, aspettiamo il piano privato e poi vediamo. Arriva un piano privato. Il privato sostanzialmente cosa chiede? Una quantità di superficie per fare il suo supermercato, o un supermercato, insomma comunque una grande infrastruttura di vendita, una quantità di volumetria per fare residenza soprattutto, e un minimo di terziari di servizi non commerciale. Chiede una gran quantità di parcheggi a servizio di queste attività, chiede una facile accessibilità di questi parcheggi. Sostanzialmente questo chiede il privato. Arriva la sua ambizione a quello, quelli sono i suoi interessi. Non ne facciamo un demerito, una colpa. Quelle sono le sue. Poteva esprimerle dopo, avrebbe potuto esprimerle dopo l'iniziativa pubblica, ha avuto l'occasione di esprimerle prima, pazienza, quella è la sua intelligenza limitata ai suoi interessi, legittimo. Poteva far di più, ma non gli è chiesto. A questo punto l'amministrazione, avendo a disposizione tutte le facoltà e le libertà che aveva, poteva anche di quei suggerimenti fare un ragionamento proprio. E il ragionamento va fatto sugli obiettivi di interesse pubblico, in parte sono stati già detti. Quell'area va vista nella sua potenzialità, nell'intero insieme del centro città e nel suo immediato intorno soprattutto, guardando le potenzialità, le vocazioni, le opportunità che ci sono dall'intorno a completamento e di fruizione di quell'area, non solo perché ci va a abitare o insediare, perché ci si ficca dentro, perché compra un pezzo di superficie, ma di chi usa quell'area come utente occasionale, come utente in transito, come utente del centro urbano in cui si inserisce, e su questi interessi, su queste ambizioni e aspettative, rimodulare le aspettative del privato, volendo e potendo, rispettandole al massimo grado di ragionevolezza. Invece. Allora, cosa succede? Quali erano queste aspettative? In parte sono state dette: di fare un grande parco cittadino di centro città lungo una larga fascia fluviale. È l'ultimo brano adiacente al fiume tra la ferrovia per Trieste e la scuola Massari, lungo tutto l'intero centro città, sono quasi 2 chilometri, è l'ultima area disponibile lungo il fiume. In tutto il mondo si rispettano i fiumi, ci sono indicazioni, programmi, finanziamenti, addirittura dell'ONU, dell'Agenzia per l'Ambiente dell'ONU, di ripristinare l'integrità e il massimo rispetto dei fiumi. Non parliamo delle indicazioni delle direttive comunitarie, delle direttive che sono in fase di elaborazione per la sostenibilità ambientale a livello nazionale, delle dichiarazioni formali e delle programmazioni anche regionali a parole. L'ultima area disponibile. Va realizzato un parco, va liberato, non va spostato di poco qualche torre, o al limite
modificata la disposizione, mi permetto di correggerti, non cambiano la posizione tutta, la disposizione stanno discutendo di modificare tra di loro per mettere quella più piccola vicino alle case esistenti o la più alta lontano, la disposizione, non la posizione completa delle torri. E invece va discussa la posizione delle torri. Il privato ha occupato l'area più grande facendo la sua area residenziale di qua, la sua area commerciale di qua, separandole tra l'altro con una banalità di pensiero, dove in tutti i centri città dove si interviene con rigenerazioni di questa potenzialità di centro e di questo carico volumetrico, integrando le due cose, non separando la residenza chiusa le sue pertinenze private, il suo verde privato in un ambito e tutta l'attività commerciale da un altro. Questo è un modo di fare di 30 anni fa, 40 anni fa. Si integrano le cose, si costruiscono le piattaforme e le piastre sotto le torri, o perlomeno in adiacenza, integrando in un complesso edilizio che mescoli la funzionalità e la qualità, la vitalità delle aree private, delle funzioni private con la vitalità delle aree pubbliche. Perché questo è il centro città, non stiamo fuori in una periferia dove si possono separare le cose, uno si fa le sue cose separate, chiuse, protette, tranquilli. Siamo in un centro città, si integrano e si possono realizzare grandi qualità urbanistiche, grandi progetti architettonici, integrando le due cose, realizzando degli spazi a piazza coperti e scoperti che degradano gradualmente da più costruiti a più aperti verso il fiume, addirittura realizzando una continuità di affacci e di prospetti. Tutto ciò neanche immaginato lontanamente. Si lasciano separate le due aree, si ignora totalmente via Circonvallazione, che è totalmente menomata del suo lato est. Era un luogo di centralità, è diventato un luogo spoglio, il cui fronte est sarà nient'altro che una cortina di arbusti a protezione e separazione degli occhi, con gli enormi parcheggi che ci stanno subito dietro. Tutto il lato est di Circonvallazione è un'enorme area parcheggio. Quell'area lì invece ha una vocazione di ricompletamento, di ridisegno, da grande centralità urbana. Deve essere realizzata una strada urbana ad alta densità, con un prospetto in cui quindi il complesso si affaccia, quello potrebbe essere il prospetto di affaccio principale alla città costruita, alla viabilità pubblica dell'intero complesso, con funzioni, con attività, con portici, con attrattività, con spazi pedonali sia di sosta che di transito, in cui la funzione della strada non è banalizzata per realizzare gli accessi carrai, le rotatorie nuove di accesso ai parcheggi e all'attività del privato, ma diventa un luogo di qualità di mobilità urbana in cui si dà spazio coperto, scoperto ai pedoni, alle piste ciclabili, al trasporto. Qualcuno accennava al tram prima. Se mai ci sarà la terza linea di tram in città, ed è probabile che ci sia prima o poi, se non con questa, con la prossima amministrazione più furba, se sarà, di sviluppo del trasporto tranviario lungo via Milanese, che è la strada più carica, sicuramente sarà quella a essere preferita. Dal Cialdini alla via Milanese si passa di là, lungo via Einaudi e via Circonvallazione, che diventa quindi un luogo anche di accesso del nuovo complesso dal grande sistema della rete nuova, moderna e rapida di trasporto pubblico. E lì invece si fa la rotatoria. Allora, questo svilimento, questa ignoranza totale della riduzione della via Circonvallazione in una banale strada di accesso ai propri passi carrai, invece che una strada urbana, denota una totale insipienza urbanistica. Qua si dimostra un piano in cui il contributo progettuale della mano pubblica, dell'apparato pubblico, prima che dell'apparato politico, ma entrambi evidentemente in sintonia, è pubblico, ha encefalogramma piatto. Cioè, come il privato ha detto le sue cose, le sue masse separate, tra l'altro neanche integrate, così le ha disegnate, negando il parco, negando via Circonvallazione, negando via Antonio da Mestre, in cui va ricostituita una continuità dal Parco della Villa, al padiglione Cecchini menomato, al portale storico, all'affaccio verso piazza Candiani, in prospettiva piazza Ferretto subito dietro, con una sua prospetto anche lì continuo, con delle attività, niente, totalmente ignorato, neanche ci si pone il tema, niente, nulla. Si ignora la possibilità di realizzare gli accessi dei parcheggi sulla rotatoria di via Einaudi, non banale, la rotatoria che è grande e capace di ospitare un ramo in più, con un raccordo che può essere sotto il fiume, perché si va a -2 con i sotterranei previsti del complesso, e a -2 si passa sotto il Marzeneo che è a bassa profondità, ma si può stare anche sopra non volendolo fare, e si fa un ramo che si distacca dalla rotatoria, si accosta via Circonvallazione ma separato, con un ponte nuovo proprio evidentemente, e non si carica via Circonvallazione. Inutile fare le simulazioni di traffico dove peggiora un po', si fa, ma non peggiora, non declassa più di tanto, cercando di massimizzare ancora la velocità e la fluidità del traffico. Il centro urbano va liberato di traffico,
va riqualificata quella strada, deve diventare una strada a 30 orari potenzialmente, altro che massimizzare la velocità come da modello di simulazione. Allora, queste cose sono totalmente, sì, aggiungo l'ultima cosa sui parcheggi. Allora, è sbagliato introdurre nuova capacità di parcheggio. Contraddice le finalità della legge e dei piani comunali di decongestionare il centro urbano, di facilitare il trasporto pubblico anziché privato, di riequilibrare le modalità di mobilità urbana, di disinquinare il livello di inquinamento atmosferico acustico nel centro città, e si va a aumentare il traffico dentro l'area, facendo i parcheggi lì per massimizzare l'attrattività in automobile. Pazienza, almeno fateli sotto. Neanche quello. Nessuna città in centro urbano, in centro storico, addirittura questo spreca un'area di quel tipo per fare parcheggiare. È uno spreco economico, cioè quell'area ha valore molto più che da piazzale di sosta di automobili. Una battuta sull'insipienza anche rispetto al privato, perché queste qualità arricchiscono l'attrattività anche dei volumi privati, anche dell'interesse privato, su cui c'è miopia totale. Capisco il privato che non ci arriva, ma il pubblico potrebbe agevolarla. Quelli che compreranno quella edilizia di classe, di prestigio, di lusso si dice, delle torri, semmai saranno ambite come modo di abitare in questa città, che non riconosce, perché abitare al 40° 30° piano non è pratica di questa città, non è nella cultura della vitalità dell'abitare questa città, ma anche fosse, avranno intorno più automobili di alberi a vista, più automobili di alberi. Questo è il modo di intervenire. Ha parlato l'assessore della prossima giunta all'urbanistica. De Martini deve avere qualche problema. C'era l'ultimo intervento delle nostre staffette, che è Alessandra, che voleva... Il cognome anche che non... Alessandra Bardelle. E ci può dire anche... Carlo Giacomini, sono urbanista. Sì, grazie. Io volevo aggiungere poco, perché credo che gli interventi precedenti siano stati molto ampi e molto competenti. Solo 2 sottolineature veloci anche. Una sulla questione verde, dove in questo piano si sottolinea la questione ambiente e si definisce porta verde. Io credo che l'intervento che ha fatto una nostra concittadina che è presente oggi, ieri in Consiglio di Municipalità, sul fatto che il verde deve essere un bene protetto e ben definito per l'interesse pubblico, non solo con la questione ambiente, ma anche a livello proprio culturale. E per quanto riguarda proprio il verde, approfitto per ricordare che è stata sacrificata una zona verde, un parco verde in centro città, perché Marghera ormai non lo possiamo più definire periferia, per costruire un distretto sanitario e portare il verde tanto decantato in centro, dove il verde c'era già, perché il parco dell'ex Umberto I, che è un lascito di un notabile, il dottor Berna, in città, doveva essere rispettato e protetto, mentre verrà distrutto per costruire che cosa? Qualche aiola a servizio del privato che comprerà appunto gli appartamenti dei condomini. E questa è una cosa che voglio proprio sottolineare. E poi la perplessità e l'amarezza nella fretta con il quale questo piano si è voluto licenziare. È comprensibile da parte del privato, che deve certamente avere delle cose ben precise per poter richiedere i finanziamenti che necessariamente dovranno coprire questa immensa operazione. Non è comprensibile da parte dell'amministrazione che dopo 5 anni di rimpalli, silenzi, e sappiamo bene tutti ormai la pantomima che si è svolta in questi anni, trattandosi proprio di un interesse pubblico, avrebbe dovuto prendersi tutto il tempo per valutare proprio l'interesse pubblico, messo fra virgolette a carattere cubitale, sotto tutti i punti di vista e per tutte le sfaccettature possibili, e perciò confrontarsi proprio con i cittadini privati e facenti parte dei comitati, evitando proprio di cadere in errori madornali davvero imbarazzanti come quello ormai simbolico dei coni d'ombra,
che dimostra proprio lampante anche una grande incompetenza tecnica da parte delle proprie strutture interne all'amministrazione e anche, scusate la sottolineatura, una dubbia superficialità. Chiamiamola superficialità, ma può far pensare anche a qualcos'altro. Grazie. C'è È una cosa velocissima, per caso qualcosa di scritto da darci? in questo momento no, anche perché ci riserviamo in un secondo momento per le osservazioni. Abbiamo fatto una maratona estenuante in questi giorni, ci siamo chiariti le idee durante la presentazione e adesso le approfondiremo e faremo sia le osservazioni che le valutazioni anche di eventuali impugnazioni di questa delibera. E c'era anche Andrea che voleva dire qualcosa. No, volevo solo recuperare il tuo termine con cui hai aperto, no? Una maratona di consigli e di consigli di municipalità, perché una maratona è stata una corsa ai 100 metri sì, a ostacoli, ma ostacoli purtroppo facilmente superabili, ed è gravissimo perché non c'è stata alcuna discussione vera con la città, con la cittadinanza. E tutta sta fretta abbiamo capito perché cos'era, perché ci si chiedeva ma come mai tutta sta furia, no? Ecco, adesso oggi capiamo perché la fretta è che il privato aveva la necessità di chiudere e Brugnaro aveva la necessità di chiudere il pacchetto prima che arrivasse quello che è arrivato. Quindi questo, ed è grave, gravissimo il fatto che la municipalità addirittura abbia deliberato dopo la delibera di Consiglio Comunale. Lo stesso segretario della municipalità ieri ha aperto dicendo che si tratta di una situazione che non si era mai verificata e che ha aggiunto un aggettivo del tipo insomma che non è molto... noi faremo la nostra... Tra l'altro il Presidente ieri ha esordito così: siamo qui per approvare la delibera. Il Presidente del Consiglio, infatti io gliel'ho fatto notare, ho detto il Presidente ha già deciso che questa sarebbe stata un'approvazione, cioè una ratifica di quanto la Giunta ha deciso. Tra l'altro, come giustamente ha detto Michele, questa discussione era gratuita, nel senso che anche se fosse arrivato un parere negativo non è obbligatorio, cioè non è vincolante, non è vincolante. Il parere, ricordiamo, è obbligatorio ma non vincolante, quindi si poteva aprire una vera discussione, non avrebbero avuto nessuna conseguenza. Il Presidente ha esordito dicendo siamo qui non per deliberare il parere eccetera, ma per approvare. E anche questo farà parte delle scorrettezze che noi hanno tentato per 10 minuti di impedirmi addirittura di presentare gli emendamenti. Per 10 minuti hanno... Tra l'altro il parere ha incorporato praticamente le varianti che De Martin aveva proposto di maggioranza, che De Martin aveva proposto per ovviare alle più forti criticità dovute anche alla fretta di questa approvazione. E i consiglieri che dovevano emettere il parere postumo, che cioè una ratifica, non è un parere, non avevano nemmeno avuto la possibilità di leggerlo. Sì, non le abbiamo ricevuto. Ma loro si sono fatti forti del fatto che la municipalità aveva solo un parere proprio così, non vincolante. Allora hanno detto, siccome non vincolante, tanto dopo passa quello che vogliamo noi. Questa era la loro logica. Però è obbligatorio. C'è anche Marino che voleva dire sulla sublagunare la giunta Bergamo è caduta proprio su questa cosa qui. Esatto. E noi ci riserveremo, adesso ovviamente non anticipiamo niente, però ci riserviamo di riflettere anche su questi aspetti procedurali che sono stati... Qualche regalo lo abbiamo? Sì, sì. No. Marino, volevi dire una cosa? Scusa un secondo che finisce. Allora, questo è un primo tema e appunto le ricordo che una delibera su Sant'Andrea è saltata per questa cosa, per la mancanza del parere della municipalità, quindi c'è un precedente già chiaro. L'altro temi che avete detto naturalmente sono tanti, ma il tema della residenza è fondamentale, è uno dei temi fondamentali.
è il fatto che non mi sia mai stata risposta alla domanda: ma chi sei che va a abitare sti appartamenti di lusso, quando a Mestre purtroppo la situazione non è proprio rosea, no? La sicurezza a Mestre è un tema pesante. Allora chi è che spende 400-500 mila euro per andare a abitare su questi appartamenti? Ecco, o diventa ancora una volta speculazione, perché tra l'altro diventeranno affittanze turistiche tutti quanti, ecco, quindi questo è il ripopolare Mestre, questo è l'altro tema, insomma, e altri, ma mi fermo. E su questo la rinuncia della quota ERP è significativa, che è gravissima. È significativa. Non si sono volute fare residenza pubblica in un posto dove è stato deciso che deve essere una zona di classe, e un'altra volta si è rinunciato alla possibilità di dare residenza agli abitanti della città. Viene decisa perché viene in qualche maniera bilanciata da altre cose, cioè praticamente saranno da valutare. Esatto. Saranno da valutare. Però questa è la scelta politica che è stata fatta, sempre sull'interesse pubblico. Scusate. Vai. Un'altra cosa, per non ripetere di nuovo quello che ha detto Andrea in questo istante, eccetera, la domanda è anche un'altra. Per spostare una torre di queste dimensioni, trattori quello sul progetto, non è che si sposta una pedina, eccetera. A livelli tecnici queste spese, ci saranno ulteriori spese, perché le progettuali di fare tutti di nuovo questi disegni, calcoli tecnici, eccetera. A chi dovrà sopportare tutto questo ulteriore spesa? Il privato si accolla tutta la spesa di tutto questo? Il piano attualmente vota le aree, non l'esatta posizione e non l'esatta volumetria degli edifici. Quindi è un piano urbanistico, non è un progetto. Tant'è che una delle argomentazioni di scusante che si sono inventati i consiglieri: ma queste cose le potremo vedere nel progetto. Errore, perché non le vedremo, perché il progetto poi è un rilascio da parte della giunta della concessione finale, che non ha nessuna procedura di osservazione di partecipazione pubblica. Quindi l'ultima che abbiamo è questa, dopo l'adozione ci saranno le osservazioni con valenza urbanistica, con valenza ambientale, perché contemporaneamente scatta la procedura di valutazione, la VAS sostanzialmente, ma sono due, sono unificate e basta. Quando si conclude il piano attuativo non c'è più modo di vedere alcunché, di partecipare, di vigilare, non va neanche alla municipalità, non è totalmente, tra l'altro nemmeno il più politico, perché poi è semplicemente il dirigente che rilascia la concessione finale. Esattamente. Ci rimane la strada, appunto, del verificare la procedura dubbia, diciamo, che è stata instaurata in tutti i suoi aspetti. No, la procedura di approvazione. Ci rimane da manifestare in maniera dettagliata quello che abbiamo detto oggi, perché quello che abbiamo detto oggi è proprio un sunto delle nostre valutazioni, anche perché non abbiamo il tempo e ci riserviamo nei termini di fare tutte le valutazioni dettagliate rispetto a questa variante. Dopodiché anche in sede di VAS speriamo che ci sia anche la parte, diciamo, dedicata al confronto con la cittadinanza, che dovrebbe essere prevista, anche temo sarà compressa pure quella. Io mi domando, faccio la domanda dell'inizio: qua siamo in una pianificazione ad iniziativa privata, non ad iniziativa pubblica, e in un momento del genere riprendere una decisione del genere da parte di questa amministrazione, che è sotto la lente di ingrandimento non nostra, e noi non facciamo le valutazioni della magistratura, ma anche dal punto di vista politico, la sovrapposizione tra interesse privato e interesse pubblico è emblematica nell'approvazione del piano di recupero del compendio dell'ex Umberto I. Siamo la prova vivente di questa anteposizione degli interessi privati sugli interessi pubblici, e questo al di là di quello che deciderà la magistratura, ma farlo in questo momento secondo me è ancora meno opportuno e prudente da parte di questa amministrazione, che scopre veramente il suo lato feroce da questo punto di vista in un momento in cui la magistratura sta decidendo se
veramente questa amministrazione è un'amministrazione pubblica oppure è un'agenzia immobiliare di interessi privati. Vale la pena sottolineare che la prevalenza, la priorità dell'interesse pubblico non necessariamente comprime, nega o contraddice l'interesse privato. Qui il ragionamento che si è fatto è anche, ci sono delle perplessità nostre sulle quantità complessive di volumetria. Probabilmente sono eccessive rispetto alle tendenze che ci sono in giro negli interventi di rigenerazione urbana. Però anche fosse, cioè non è discriminante la qualità complessiva questo aspetto. Sempre che si faccia un disegno di superficie, un piano, un'articolazione degli spazi, una destinazione degli spazi congrua. E questo va a vantaggio del privato, non gli nega le cubature, volendo anche, non gli nega neanche la superficie commerciale su cui ci sono delle grandi perplessità. Più volte hanno detto anche altri consiglieri nella municipalità, e non solo forse di opposizione, che quella quantità di superficie commerciale rischia di rimanere parzialmente inutilizzata, perché basta guardare il centro, certo, e le superfici inutilizzate, vuote, inoccupate sono veramente tante. È una quantità così notevole, se non trova un'invenzione fortunata di qualche particolare pregio unico, ma che non si intravede, nonostante sia un commerciante tagliante di alimentari che propone questo progetto, non c'è neanche lì una novità, quindi rischia di essere. E cosa comporta l'inutilizzato per anni e anni e anni? Un deprezzamento del valore del resto, quindi un gioco anche al ribasso degli interessi dello stesso privato. Quando si tratterà di vendere gli appartamenti, che dovrebbero essere di prestigio, in mezzo a parcheggi a raso, quando tutta la nuova generazione di manager e imprenditori cerca l'alta qualità, addirittura rinuncia all'automobile pur di avere una qualità insediativa urbana nelle città centro-nord Europa, e quelli che scappano, e se volete i nostri giovani guardano quella qualità urbana. Entrate pure, perché stare lì al sole. No, c'era anche l'intervento di una piccola riflessione a latere di questo problema, che però rientra nella stessa logica. Nel quartiere Piave, cioè nelle stradine che vanno verso il parco, ci sono tantissime villette dell'Ater, tutte chiuse tipo lager. Ecco, sì. Allora, secondo me il fine è quello di far deteriorare tutto questo patrimonio e poi fare palazzi, ecco, cioè è la città che è stato fatto con i padiglioni, che è assediata. Mi permetto, privatizzare prima. Sì, certo, ma quello pure è pubblico perché è Ater, e quindi d'altronde c'è una dichiarazione del sindaco dell'altro ieri, non mi ricordo su che testata, che per l'ennesima volta ribadisce il fatto che per l'interesse pubblico il suo dovere è quello di favorire il privato, perché dà lustro, eccetera, come ricordo Viale San Marco, la torre e questo nuovo piano che si svilupperà al centro della città. Questo è dell'altro ieri, non mi ricordo. Una battuta: si negava a suo tempo la legittimità di questa urbanistica contrattata, si diceva. Magari fosse contrattata. Ma non c'è nessuna contrattazione. Cioè c'è il programma piatto qua, zero, come arriva neanche capisco lo metodo del disegno. Non è neanche contrattata, magari fosse contrattata, ci sarebbe dignità, ci sarebbero obiettivi, ci sarebbero risultati in vantaggio anche del privato, perché nella negoziazione si contempera poi l'equilibrio, no? Magari fosse contrattata, non c'è niente qua di contrattata alla luce del sole, perché la contrattazione è esclusivamente in una segreta stanza e questo non... No, ma è una contrattazione del conto con rispetto alle badanti e alle colf, del conto della serva, cioè del conteggio di quanto ci sta, se io tolgo quel volume del padiglione e lo metto il ristorante sul secondo, questi conteggi qua fanno veramente un bieco conteggio, non urbanistica di progetto di idee, non c'è niente di tutto ciò. Magari fosse contrattato. E quello che ha precisato lei lo vediamo a Marghera, quello che è stato fatto a Marghera, perché là vengono abbattuti 48 alloggi che è non davvero in condizioni disperate, tra l'altro, per far luogo al niente, perché un ampliamento della biblioteca con terrazza, con bar, cioè non è certo questo il bisogno pubblico, il distretto sanitario che ha sacrificato un parco e un luogo dove già le associazioni avevano trovato casa da anni,
sono state mandate via, è lasciato proprio al degrado più assoluto la zona di via Ulloa, dove è stato abbattuto il Monte Verdi, e credo che in città ce ne siano, se ci guardiamo in giro, quanti di luoghi degradati intenzionalmente, perché poi qualcuno arriva e fa speculazione. Questo è il piano dell'amministrazione da quando si è insediato. E proprio ieri il sindaco Brugnaro ha rivendicato proprio la modalità e il risultato di questa delibera fatta in questo modo in cui diciamo noi. Quindi proprio ieri, nonostante ci sia stata un'apertura anche di discussione così sulla dubbia sovrapposizione con gli interessi privati, noi abbiamo una pervicacia in cui il giorno dopo il sindaco Brugnaro rivendica questa modalità. La rivendica il fatto di essere passato sopra ogni discussione con i cittadini e di avere fatto la sua politica del fare, come dice, no? Della velocità e del fare. Solo che questo fare e questa velocità in questo momento sono osservati, speciali e hanno una dubbia legittimità. Noi non vogliamo fare gli accusatori di nessuno, ma in questo momento questa scelta politica di procedere in questa maniera e di rivendicarlo pure è proprio significativo del modo di operare di questa amministrazione. Bene signore. Va bene. Grazie, arrivederci. Grazie a lei per la partecipazione, buona giornata.